Una nuova puntata del Notes di Antenna 3, ben ritrovati. Diamo uno sguardo insieme dunque agli appuntamenti in calendario per i prossimi giorni. La Proloco di Sernaglia della Battaglia vi aspetta numerosi all'ormai tradizionale Festa del Pesce che avrà luogo fino a domenica 22 settembre presso gli impianti sportivi con ampio parcheggio. Troverete saporiti piatti naturalmente a base di pesce da degustare, dall'antipasto al fritto misto, branzino, baccalà e ancora anguilla, seppie e molto altro ancora. Tutte le sere a partire dalle 19 e la domenica anche a pranzo, non mancate. In apertura della festa dell'uva, venerdì 20 settembre a partire dalle 20:15, l'associazione Dama Castellana vi aspetta numerosi in piazza Cima a Conegliano per la rinomata cena della vendemmia. Avrete così la possibilità di degustare piatti della tradizione, naturalmente con la convivialità della vendemmia veneta. Il prossimo weekend a Carbonera, in provincia di Treviso, ci sarà l'inaugurazione della nuova sede del gruppo Alpini di Carbonera nel 55esimo della fondazione del gruppo. Sabato 21 settembre alle 20:30 grande concerto di cori presso la chiesa di Carbonera. Domenica 22 settembre a partire dalle 9:30 sfilata, alzabandiera, santa messa e poi inaugurazione e benedizione dunque della nuova sede. Al Parco Bissuola a Mestre, domenica 22 settembre, si svolgerà la quarta edizione della rassegna cinofila amatoriale. Il programma della manifestazione è molto ricco e nel pomeriggio ci sarà anche la sfilata di moda per cani. La mostra è aperta a cani con pedigree e non solo cani ma anche cavalli, perché per la prima volta i bambini dai 3 anni potranno fare il battesimo della sella grazie al patrocinio della FISE. Il ricavato dell'evento sarà devoluto al soccorso veterinario di Mestre. Sabato 21 e domenica 22 settembre a Belluno, a Villa Miari Fulcis di Modolo, interessante appuntamento per capire come si crea una maschera in legno. Sarà l'associazione Arca dei Volti APS a rispondere a tutte le domande dei partecipanti durante l'evento, in cui saranno presenti tra l'altro artisti da tutta Italia. Non solo, sarà anche allestito un set fotografico in cui poter indossare le maschere e fare dei selfie. Nel 1946 ci fu la prima edizione del Festival di Cannes. Roma città aperta, manifesto del neorealismo cinematografico italiano, fu tra i film premiati alla prima edizione. Nato come risposta francese alla Mostra di Venezia, il festival si distinse fin dai suoi esordi per il clamore mediatico e lo stile mondano, legato soprattutto alla passerella delle star del cinema internazionale sul red carpet. Alexandre Dumas scrisse: a tutti i mali ci sono 2 rimedi, il tempo e il silenzio. Bene, dal Notes di Antenna 3 è tutto, arrivederci.